Benvenuti al nostro approfondimento. Oggi ci tuffiamo nel mondo dell'orientamento e della sicurezza in montagna, un tema direi cruciale per chi ama l'avventura, no? Vedremo come tecnologia e, strumenti tradizionali possono lavorare insieme. Abbiamo per le mani due guide, molto pratiche devo dire. La prima spiega come impostare bene due app fondamentali, Horux Maps per la navigazione e GeoRescue per la sicurezza. La seconda invece è più avanzata, uso di bussola e carta topografica. La nostra missione oggi, capire come configurare tutto questo digitale e analogico per escursioni più sicure, certo, ma anche più consapevoli. Più paganti. Spesso ci si fida ciecamente della tecnologia, ma come vedremo, bussola e mappa restano lì, fondamentali. Vediamo come integrarli. Bene, direi di iniziare a spacchettare un po' queste informazioni, che ne dici? Partiamo da GeoRescue. Cos'è? Sì, volentieri. Allora, GeoRescue è un servizio molto interessante, È gestito direttamente dal soccorso alpino e speleologico. In pratica è un'app che ti permette di inviare la tua posizione precisa al 112 se hai bisogno. Un vero angelo custode digitale, potremmo dire. Ah, gestito direttamente da loro. Questo è importante. Fondamentale, direi. Ma attenzione, l'efficacia dipende tantissimo da come la imposti all'inizio. Non basta scaricarla. Cioè, cosa bisogna fare esattamente? La scarichi, ti registri, puoi farlo dal sito o dall'app e devi compilare tutto, mi raccomando, specialmente i contatti di emergenza. E poi c'è un passaggio chiave, spesso sottovalutato, il test di allarme nelle impostazioni. Test di allarme. Suona un po' preoccupante farlo per prova. Lo capisco, ma è cruciale capire che non invia una richiesta di soccorso vera. Serve solo a vedere se tutto è collegato bene ai loro sistemi. Importante farlo. Ok, chiarissimo. E poi c'è Tracciami, giusto? Quella funzione che registra dove vai. Esatto, utilissima. L'attivi quando parti e l'app salva il tuo percorso a intervalli. Questi dati finiscono sui server di GeoRescue appena c'è campo. Pensa quanto sono preziosi se, malauguratamente, devono cercarti. Ha senso. Praticamente sanno dove sei passato. Prima di partire però controllo il GPS, immagino. Ovvio. Sempre un'occhiata alla schermata posizione. L'icona della mappa deve mostrare il punto giusto, segno che il GPS funziona. E questi intervalli di tracciamento si possono regolare? Consumano batteria? Certo. Nelle impostazioni c'è la frequenza di trasmissione dati. Devi trovare un equilibrio, sai, tra precisione e batteria. Diciamo che 5 minuti è un buon compromesso per la maggior parte delle gite. E poi c'è anche Seguimi, collegata a Tracciami. Ecco, quella andrebbe attivata non solo all'inizio, ma magari quando entri in zone un po' più rischiose. Tipo? Sentieri esposti, boschi fitti dove ti orienti male, se sei da solo o magari se vai ad arrampicare. Dà un'informazione in più sulla tua attività. Ah, interessante questa cosa della correzione quota in GeoRescue. Mi sono sempre chiesto perché a volte l'altitudine sul telefono non torna con i cartelli CAI. È un classico. Dipende dai modelli diversi usati. Il GPS usa un modello matematico della Terra, l'ellissoide VGS84, per calcolare la quota. Le mappe invece usano il livello medio del mare, il geoide, capisci? Sono riferimenti diversi. Diversi quanto? Abbastanza da creare scostamenti. A volte anche decine di metri. Poi ci sono altri fattori. GeoRescue ti dà questa funzione correzione quota GPS per provare a metterci una pezza. E come funziona? Fa da sola? Magari. No, è manuale. Puoi inserire tu uno scarto, tipo più 20 metri o meno 15 metri, per farla coincidere con un'altitudine certa che leggi sul posto. Quindi solo se ho un riferimento sicuro? Tipo una cima, un passo? Esatto. Una cima, un passo, un rifugio con la quota scritta. Non è una cosa da fare a caso, è un aggiustamento puntuale. Tra poco vediamo come Horux Maps gestisce questo in modo, più automatico e affidabile. Anzi, Horux Maps può darci il dato giusto da mettere qui in GeoRescue. Capito. Poi c'è anche l'attenuazione di slivelli. A che serve quella? Quella serve, a pulire la traccia. Il GPS a volte registra dei saliscendi un po' strani, irrealistici, specie con segnale debole o tra pareti e alberi. Questa funzione smussa queste fluttuazioni, rende la traccia più liscia e il calcolo del dislivello totale più veritiero. Impostazioni consigliate.
Sì, media, che corrisponde a un valore 5. Di solito va benissimo. È un buon equilibrio. Perfetto. Ma c'è un ma, vero? Qualche limite importante di Georescu? Sì, uno fondamentale. L'allarme vero e proprio, quello di soccorso, parte solo se hai connessione dati. Senza campo non va. Aia. Quindi se sono isolato... Non parte subito, però la buona notizia è che l'app continua a provare. Appena trova un minimo di segnale, anche debole, l'allarme parte. Spesso basta spostarsi di poco. Invece, per vedere dove sei, posizione, o per registrare la traccia, tracciami, quelli funzionano anche offline. Usano solo il GPS. I dati vengono salvati e inviati dopo, quando torna la rete. Bene, chiarissimo su Georescu. Passiamo a Orux Maps, l'app di navigazione. Una guida accennava a un problema. A volte, attivando il GPS, il barometro non si calibra. Un bug. Guarda, il più delle volte è una cosa banalissima. Sul telefono c'è un forellino minuscolo, quello del sensore barometrico. Spesso è vicino alla porta USB-C o sui lati. Se si tappa, con un po' di polvere, cosa facile in montagna, il sensore non legge bene la pressione e la calibrazione salta. E quindi? Quindi una pulitina delicata, un pennellino morbido, soffi delicatamente, spesso risolve tutto. Ottimo consiglio pratico. Senti, e le impostazioni GPS dentro Orux Maps, ci sono dei settaggi da curare? Sì, assolutamente. Nelle impostazioni globali, poi sensori, poi impostazioni GPS. Ci sono alcuni parametri che aiutano ad avere una traccia più pulita per l'escursionismo. Ad esempio, imposti un tempo minimo tra le letture, tipo 5 secondi, e una distanza minima, magari 10 metri. E perché questa combinazione? Serve a filtrare il cosiddetto GPS drift. Sai quando sei fermo e il pallino sulla mappa si muove un po' a caso? Ecco, quello. È l'imprecisione del segnale. Con questi filtri l'app ignora quei microspostamenti e la traccia rimane più fedele al percorso reale. E per l'accuratezza, c'è un qualcosa lì? Prende tutto, anche punti molto imprecisi con segnale scarso. Per l'escursionismo meglio evitare questo rumore. Un valore sui 20 metri è un buon compromesso, dice all'app. Ignora i punti se l'accuratezza stimata è peggiore di 20 metri. Torniamo all'altitudine. Mi sembra di capire che Orux Maps sia più sofisticata di Georescu su questo. Decisamente. Orux Maps ha delle opzioni avanzate che, se impostate bene, lavorano insieme in modo molto efficace. Deve dirgli di usare la correzione NMA, di uniformare l'altitudine e qui sta il punto forte, di usare i file DEM per l'autocalibrazione e per il calcolo della quota. File DEM. Che roba sono? Ecco, questa è la chicca di Orux Maps per la quota. I DEM, Digital Elevation Model, sono modelli digitali del terreno super dettagliati. Hanno dati di altitudine precisissimi per ogni punto. Se attivi le opzioni giuste, Orux Maps calcola la tua quota non tanto dal GPS o dal barometro, ma guardando dove sei su questo modello digitale perfetto. Quindi? Bypassa i problemi del GPS e del barometro. Esattamente, diventa indipendente dalle fluttuazioni del segnale GPS e anche dai cambi di pressione atmosferica che sballano il barometro. Il risultato è una quota molto più stabile e accurata. Fantastico. Basta attivare le opzioni e via. Quasi. C'è un ma. Devi ricordarti di scaricare i file DEM per la zona dove andrai a fare l'escursione, altrimenti l'app non sa dove pescare i dati. Ah, giusto. Vanno scaricati prima. Sì. Ma una volta fatto, e con le impostazioni giuste, ottieni una quota davvero affidabile. E, come dicevamo prima, questa quota precisa di Orux Maps è perfetta da usare come riferimento per la correzione manuale in Georescu, se ti serve. Chiarissimo. Un bel collegamento tra le due app. C'è un'ultima impostazione in Orux Maps che menzionano. Declinazione di campo magnetico. A che serve? Serve a far combaciare la bussola del telefono con la mappa. Il nord che indica la bussola del telefono è il nord magnetico. Il nord della mappa è il nord geografico, quello vero. Non sono la stessa cosa. No, e qui casca l'asino, come si suol dire. Il nord geografico è fisso, è l'asse terrestre. Il nord magnetico, dove punta la bussola, è determinato dal campo magnetico terrestre. E questo non solo è in un punto diverso, ma Si sposta. proprio l'angolo tra questi due nord.
Cambia in base a dove sei nel mondo e, cosa pazzesca che vedremo meglio con le bussole vere, cambia nel tempo. Horux Maps ti permette di inserire il valore corretto per la tua zona. La guida fa un esempio, 4.44 gradi est per il Friuli, ma va sempre verificato per dove sei e quando sei lì. Mettendo il valore giusto, la bussola del telefono si allinea col nord della mappa. E questo ci porta dritti dritti agli strumenti classici. Bussola e mappa. Ma dico io, con tutta sta tecnologia servono ancora davvero? Servono, sono fondamentali. Il motivo è uno e semplice: affidabilità totale. Non hanno batterie, non dipendono da segnali che vanno e vengono, loro funzionano. Punto. Sole, pioggia, neve, freddo, se il telefono ti abbandona, loro ci sono. Sono la tua vera rete di sicurezza. Ok, mi hai convinto. Che tipo di mappa consigli? Guarda, per camminare in montagna lo standard d'oro è la carta topografica 1 a 25.000. 1 a 25.000. Significa? Significa che 1 centimetro sulla carta sono 250 metri reali. Oppure 4 centimetri sono 1 chilometro. È un dettaglio perfetto per vedere i sentieri, le case isolate, le sorgenti, i boschi e soprattutto le curve di livello, le isoipse. Ah, le isoips. Quelle linee marroncine tutte curve. Sembrano complicate. All'inizio forse un po', ma sono la magia della mappa. Imparare a leggerle è come vedere il 3D su un foglio piatto. La regola base è facile. Linee vicine, pendio ripido. Linee lontane, pendio dolce. E la forma, curve a V che puntano in su. È una valle, un canalone. Puntano in giù. È una cresta, uno sperone. Ti fanno vedere il terreno e pianificare meglio. Passiamo alla bussola. La guida cita un modello Geonaut Explorer 900. Che ha di speciale o cosa devo guardare in una bussola? Quel modello è un buon esempio di bussola da carteggio, da usare sulla mappa. Le parti importanti sono comuni a tante bussole buone. C'è il lago magnetico, ovvio, col nord rosso che galleggia in un liquido per essere stabile. C'è la ghiera girevole, graduata per misurare gli angoli, l'azimut. E poi la piastra di base trasparente, essenziale per usarla sulla mappa, con righelli, scale e la freccia di direzione, che ti dice dove andare. Ho visto che alcune hanno 2 scale sulla ghiera, gradi e millesimi. Sì, esatto. I gradi 0,360 sono lo standard per l'azimut. I millesimi, spesso 0,6400, li trovi su modelli tipo militare o più tecnici. Permettono misure angolari più fini. E quelle con lo specchio. Servono per traguardare un punto lontano con più precisione, usando delle mire. Ok, per usarla bene però, mi pare di capire che bisogna afferrare sta storia dei 3 nord. Fondamentale, sì. Devi distinguerli bene. C'è il nord geografico, o vero nord. È fisso, l'asse terrestre, quello delle mappe. Poi c'è il nord magnetico, dove punta l'ago della bussola, verso il polo nord magnetico, che non è lo stesso punto. E infine su certe mappe molto dettagliate c'è il nord del reticolo, o nord UTM, quello delle linee verticali della griglia. L'azimut, l'angolo che misuri, cambia valore a seconda di quale nord usi come zero. Capito. Sì. E qui torna la declinazione magnetica, l'angolo tra il geografico e il magnetico. Proprio lei. E qui la guida sulla bussola batte forte su un punto che avevamo già toccato per Horux Maps. Questo valore cambia, non solo da posto a posto, ma cambia nel tempo. E parecchio. Quanto parecchio? Il polo nord magnetico si sta muovendo a una velocità pazzesca, circa 55 km all'anno da inizio secolo. 55 chilometri all'anno, ma è tantissimo. Può essere sbagliata di gradi. Se ti fidi di quel valore stampato, specie su percorsi lunghi, rischi di andare fuori strada. E di brutto. Quindi che si fa? Non c'è alternativa. Devi trovare il valore aggiornato per la tua zona e per la data in cui sei lì. Online ci sono calcolatori affidabili tipo quelli del NOAA americano. Una volta che hai il valore giusto, poniamo 4 gradi est, devi applicarlo. Se è est, lo aggiungi all'azimut che leggi sulla bussola, per avere quello della mappa. Se è ovest, lo sottrai. Bussole come quella Geonaut 900 ti permettono di preimpostarla questa correzione. Molto comodo. Ok, chiarissimo. Mappa buona, bussola, declinazione aggiornata. Ora, mettiamo che mi perdo. Come uso tutto questo per capire dove sono? La guida parla di triangolazione.
Sì, triangolazione, o meglio, intersezione inversa. Tecnica potentissima. Usi solo bussola e mappa per ritrovarti. Il principio è: guardati intorno, scegli dei punti di riferimento che vedi bene e che riconosci sulla mappa. Misuri la loro direzione, l'azimut, con la bussola. Poi riporti queste direzioni sulla mappa. Dove si incrociano, lì sei tu. La guida dice usare 3 punti, non 2. Perché? È il trucco per la precisione e per capire se hai fatto bene. Con 2 punti le linee si incrociano quasi sempre, ma l'errore può essere grande. Con 3 punti è difficile che si incrocino in un punto perfetto, più probabile che formino un piccolo triangolino. Si chiama triangolo d'errore. Triangolo d'errore. Sì, e la sua dimensione ti dice quanto sei stato preciso. Piccolo triangolo, misure buone, sei lì nel mezzo. Triangolo grande, c'è un errore, rifai le misure. Ok, vediamo se ho capito la procedura. Sembra un po' complessa sul campo. È più metodo che complessità. Allora, 1. Scegli 3 punti di riferimento chiari, una cima, un campanile, un bivacco, ben distanziati tra loro se possibile. 2. Punti la bussola verso il primo punto. Misuri l'azimut magnetico, leggi i gradi sulla ghiera. 3. Calcoli l'azimut inverso, cioè la direzione dal punto verso di te. Facile. Se l'azimut è 180, sommi 180 gradi. Se è 180, sottrai 180. Ok, fin qui ci sono. E poi con la mappa. 4. Trovi il punto di riferimento sulla mappa. Ci appoggi sopra la bussola con un lato lungo che passa per il punto. Poi, tenendo ferma la bussola sul punto, la ruoti finché le linee nord-sud della ghiera o della base sono parallele ai meridiani della mappa. Nord della ghiera verso nord della mappa, A questo punto, l'azimut inverso che hai calcolato prima deve essere allineato con la direzione del lato della bussola. Tracci una linea dal punto verso di te. E ripeto per gli altri 2 punti? Esatto, 5. Ripeti i passaggi 2, 3 e 4 per il secondo e terzo punto. L'incrocio delle 3 linee o il centro del triangolino d'errore è la tua posizione. Con buona approssimazione. Caspita, richiede un po' di pratica, ma è logico. Altre tecniche utili con mappa e bussola. Sì, 2 classiche. La prima è orientare la carta. Appoggi la bussola sulla mappa, lato parallelo ai meridiani, ruoti mappa e bussola insieme finché il lago si allinea col nord della ghiera, considerando la declinazione. Ora la mappa è messa come il terreno intorno a te. Capire dove sei e dove andare diventa molto più intuitivo. E la seconda? Seguire una rotta pianificata. Unisci partenza e arrivo sulla mappa con il lato della bussola. Ruoti la ghiera finché le sue linee NS sono parallele ai meridiani. Nord ghiera verso nord mappa. Leggi l'azimut sulla freccia di direzione. Poi prendi la bussola in mano davanti a te, piatta. Ruoti su te stesso finché il lago va sul nord della ghiera. La freccia di direzione ti dice esattamente dove camminare. Perfetto. Veniamo ai consigli pratici finali. Entrambe le fonti insistono tantissimo su una cosa. Il power bank. Sembra ovvio, ma... Ma non lo è per niente, è fondamentale. Pensa a Georescu, Orox Maps, GPS sempre acceso, schermo magari acceso, ricerca di segnale, consumano un botto di batteria. Mettici il freddo che ammazza le batterie al litio e ti ritrovi col telefono morto sul più bello. E un telefono morto in montagna non serve a niente, né per orientarti né per chiamare aiuto. Che capacità serve più o meno? Beh, almeno 10.000 mAh, ti dà un paio di ricariche complete di solito. Ma l'importante è partire da casa con tutto carico, telefono e power bank. Altri trucchi. Scarica le mappe offline su Orux Maps, così non usi la connessione dati. E metti la modalità aereo quando non ti serve internet. Il GPS va lo stesso e risparmi un sacco. Ma il consiglio definitivo, mi sembra, è un altro. Non fidarsi solo della tecnologia. Esattamente. Quello è il messaggio chiave. La tecnologia è fantastica, ma può rompersi, scaricarsi, avere un bug. Sempre. Perciò avere nello zaino una mappa cartacea aggiornata della zona e una bussola fisica che funziona non è un'opzione, è sicurezza di base, è il tuo piano B irrinunciabile. Ok, quindi tiriamo le somme.
Si tratta di integrare, di usare il meglio dei due mondi, giusto? Proprio così. Usi GeoRescue per la sicurezza, quella rete che speri di non usare mai ma c'è, sfrutti Orux Maps per la navigazione precisa, per la quota perfetta grazie ai DEM, ma tieni sempre allenata la mano e la testa con bussola e mappa, ti danno affidabilità totale e, secondo me, anche una comprensione più vera, più fisica del posto dove stai camminando. Perfetto. Quindi, riassumendo proprio i punti chiave, configurare bene le app, capire i file DEM per la quota, aggiornare sta benedetta declinazione magnetica, padroneggiare la triangolazione a 3 punti e poi power bank sempre carico e soprattutto backup analogico, mappa e bussola nello zaino. Sempre. Esatto. E magari, per chiudere, un pensiero. Adesso che abbiamo sviscerato un po' questi strumenti digitali e analogici, come potrebbe cambiare il nostro modo di preparare e vivere la prossima gita? Qual è il nostro equilibrio personale tra la comodità della tecnologia e la solidità delle competenze tradizionali? Ce le portiamo dietro entrambe, nello zaino fisico e in quello mentale. Ottimo spunto di riflessione. Grazie mille per questa chiacchierata e grazie a chi ci ha seguito. Auguriamo a tutti splendide camminate. Più consapevoli,